C'era come ogni anno tutto il popolo di San Calogero, che in una edizione riveduta perché le funzioni religiose sono state spostate nella vicina Basilica dell'Immacolata a causa della indisponibilità per lavori in corso del santuario, ha ancora una volta tributato il suo rapporto speciale con quello che è il copatrono della città insieme a San Gerlando. Copatrono, sottolineiamo, non già patrono, come l'ennesima improvvisata imprecisione che in tanti hanno letto e lamentato per quanto pubblicato sul sito della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura. Una settimana di festeggiamenti che quel popolo di San Calogero vive con una presenza che innanzitutto ha un rapporto speciale con il suo santo, simboleggiato dall'offerta del pane da benedire e distribuire come ex voto, un modo per diffonderne il culto e adempiere a promesse. Ma stamane, che aveva ordinato il profumato pane con i semi di finocchio e voleva portarlo in chiesa per la benedizione, ha avuto l'amara sorpresa di trovare le porte chiuse sia al santuario che all'Immacolata. Tanti hanno dovuto fare un deluso dietrofront in attesa di tempi migliori. Per il resto tutto è andato come di consueto, con baci e abbracci dei fedeli sostenuti dai portatori, con il contorno di festanti tamburi, campanelli e il grido costante «Chiamamo a Cunaiuta e viva San Calò!». E San Calogero, come sempre, è culto, è fede, ma è anche il carattere della gente, l'anima impetuosa e passionale del popolo agrigentino per il quale è il santo, il complice, colui che tutto vede e che richiama al suo cospetto. È quell'amico buono, pronto a perdonare e soddisfare bisogni e preghiere, a sorridere e dare sostegno, e per una settimana anche a farsi sbaciucchiare e scuotere sotto il cocente sole del luglio agrigentino.